Dopo molti anni il Circo Rosa torna a Cortina, che insieme a Verona e Cittadella ospiterà il grande appuntamento di interesse sovranazionale, la presentazione ufficiale della tappa del 24 maggio questa mattina in municipio. La tappa regina del Giro con 212 km di percorso, 5.700 metri di dislivello attraverso il Fedaia, il Bordoi, il Giao. È certamente una tappa che sarà entusiasmante sotto il profilo sportivo, ma sicuramente una grande cartolina di grande visibilità. I numeri sono formidabili: nel 2020 più di 10 milioni di spettatori coinvolti, 806 milioni di audience globale, copertura garantita su 5 continenti, 185 paesi collegati, 119 milioni di visualizzazioni sulle pagine web. Una vetrina indiscussa per Cortina, che dopo i mondiali di sci continua ad essere protagonista nello sport e nella cultura. 212 i chilometri della tappa Sacile-Cortina, con oltre 5.700 metri di dislivello. Il Giro d'Italia si decide sulle nostre montagne, sulle nostre Dolomiti, e quindi si deciderà anche quest'anno attraverso questa tappa, che è anche un'occasione di grande promozione del nostro territorio. La provincia ospiterà anche la tappa del Giro Under 23 che arriverà a Pianlonghi sul Nevegalle. Dunque lo sport, il ciclismo, veicolo di ripartenza della montagna dopo la pandemia. I grandi eventi sono un motore per la promozione straordinario, noi ne abbiamo bisogno in questo territorio e dobbiamo anche costruire, diciamo così, una filiera di lungo periodo, anche su un grande evento come il Giro d'Italia, cioè consolidare quello che già esiste, la bellezza delle Dolomiti, le infrastrutture che stiamo mettendo a disposizione del territorio, consolidarlo con una promozione straordinaria.